Presente ieri sera ad Agrigento in occasione dell'evento della Strada degli Scrittori, i miti e le pietre del Mediterraneo, dedicato alla memoria del compianto assessore regionale e archeologo Sebastiano Tusa, svoltosi presso il Tempio di Giunone, il presidente della regione Nello Musumeci, insieme a due componenti della giunta, l'assessore Razza e il neoassessore al turismo Messina, oltre che alla moglie di Tusa, Patrizia Livigni, e i figli Andrea e Vincenzo. Musumeci ha affermato come sia doverosa e sentita la partecipazione all'evento in ricordo di Tusa. Mi sembra la mia una presenza doverosa e sentita, assieme agli assessori alla salute e allo spettacolo Razza e Messina. Sebastiano viene ricordato spesso in questi giorni in molte parti di Sicilia e questo mi lusinga tantissimo, vuol dire che l'uomo era riuscito a farsi apprezzare non solo come studioso, non solo come archeologo, non solo come infaticabile ricercatore, ma anche come amministratore, come uomo di governo. Avevamo tanti progetti assieme e questo destino così tragico ha voluto interromperne la fattività, ma noi riprendiamo quegli obiettivi, li facciamo diventare patrimonio di tutti e continuiamo ad andare avanti. Quindi il Presidente della Regione stasera è qui proprio per rinnovare questo vincolo di affetto ma anche di condivisione ideale nei confronti di un uomo che avrebbe potuto dare ancora tanto alla Sicilia. Nel corso della manifestazione il Presidente della Regione Musumeci ha anche firmato una delibera di giunta riguardante un ulteriore finanziamento per il consolidamento del costone della cattedrale di Agrigento. Della collina, della famosa collina sulla quale si erge la cattedrale, come sapete c'è bisogno di interventi radicali, interventi di consolidamento per arrestare il processo di frana che si è avviato alcuni anni fa. Siamo a buon punto, proprio domani daremo la notizia della chiusura della prima fase, del primo step, e quindi trasformeremo in azione concreta quello che è stato per molto tempo soltanto un obiettivo.